Countdown completato, luci accese e macchina in movimento per la prima corsa della stagione del Savio di Cesena. 1 Aurora BF, Vincenzo D'Alessandro, 2 al Biol Fielmont, Valterino D'Ambrogio, 3 al Niat FKS, Mario Minopoli, 4 Anna Maria Italia, Lorenzo Baldi, 5 Avenue Wise AS, Loris Farolfi, 6 Americ Clemar, Roberto Andreghetti. In seconda fila 7 Annie Pan, Franco Virzì, 8 Aramist VP dell'Annunziata. Macchina che prende velocità, va per lasciare i concorrenti partiti in questo istante. 3 su di una linea dal centro del Cuneo, Anna Maria Italia, sopravanza al Biol Fielmont, al largo Americ Clemar, in bocca della prima piegata con Anna Maria d'Italia di galoppo che finisce a tabellone dopo un paio di centinaia di metri. Passati in 14,5 dall'esterno, Americ Clemar cerca a sua volta di scavalcare al Biol Fielmont. È venuta fuori una prima parte di gara decisamente particolare. In terza posizione al Niat FKS che cerca di muovere in anticipo quando il gruppo si va ricompattando al completamento dei 400 in 29,2 dei 600 passati da Americ Clemar in 45,7. Pariglie davanti alle tribune. Americ Clemar battistrada nei confronti di quella formata al Biol Fielmont e al Niat FKS. Qui mosse sono seguite a distanza da Aurora BF, a sua volta pedinata da Annie Pan. Lungo i birilli ci sono Avenue Wise AS, all'estrema retroguardia Aramist, 1 minuto e 7 decimi, gli 800 metri iniziali. Insiste al Niat FKS su Americ Clemar quando si è ormai al completamento del chilometro, in 1000 di gara in 1:15 e 7, con Americ che replica la presenza esterna pesante di Al Niat FKS, 2 divisi da mezza lunghezza, metà della dritta di fronte, seguiti da Aurora BF a 4,50 al termine. Americ di dentro, a dritta opposta in 14,4, al largo Al Niat FKS. Poi Aurora BF a 250 metri dalla conclusione, Americ Clemar che ha respinto il tentativo di Al Niat FKS. Dal fondo del gruppo la mossa anche di Aramist che va su Aurora BF, la retta arrivo con Americ Clemar che prova a giocare d'anticipo, di dentro anche Avenue Wise AS. Nel tratto conclusivo Americ è inseguito da Annie Pan, nel tratto conclusivo Annie Pan che rimonta e a fine completamente passa nei confronti di Americ Clemar. 2 minuti e un filo abbondanti, 1:14,9 la media al chilometro. Successo di... ci sarà fotografia ovviamente, andiamo a rivedere la dritta arrivo con Americ Clemar che prova la difesa a oltranza, non inquadrata. Annie Pan finisce a velocità doppia, di dentro Avenue Wise AS. Nel tratto conclusivo Annie Pan che rimonta palmo a palmo Americ Clemar e sul traguardo la copre interamente e la battezza chiaramente di una testa scarsa. Al secondo Americ Clemar, al terzo Avenue Wise AS, 7-6-5, il più che probabile ordine arrivo della prima.